Pensiero del giorno, giovedì 3 aprile. Uscire dai propri schemi. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto 5. Gesù sta attraversando la città di Gerico e c'è molta folla attorno a lui. Tra la gente c'è un certo Zaccheo, esattore del fisco, che proprio per questa sua professione era considerato un pubblico peccatore. Egli vorrebbe vedere Gesù, ma non riesce perché è piccolo di statura. Allora corre avanti e si arrampica su un sicomoro. Il suo gesto non è sfuggito al maestro, il quale, tra la sorpresa della gente, alquanto scandalizzata, lo chiama per nome e si autoinvita a casa sua. La prima cosa che balza agli occhi di fronte a questa scena è l'amore di Gesù per quelli che sembrano più lontani da Dio. È un amore che prende l'iniziativa, andando al di là degli schemi umani, dei pregiudizi, delle opinioni dei cosiddetti ben pensanti, delle convenienze sociali, di tutto. È un amore che non giudica, un amore che non sta a misurare le distanze. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita del novembre 1989. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.